Una delle varianti che in questo momento vanno più di moda contro la difesa siciliana è la variante Rossolimo. La variante Rossolimo, Rossolimo era Nicolas Rossolimo, un giocatore di origine ucraina, diventato poi statunitense, e che ha sviluppato per primo l'idea di giocare in questa posizione alfiere B5. In realtà Rossolimo non ha inventato nulla, ha soltanto preso una variante della partita inglese a colori invertiti e l'ha applicata qui. Infatti, questa posizione esiste a colori invertiti, non è l'unico caso, nella partita inglese, in cui nella variante principale praticamente il nero gioca alfiere B4. Può sembrare un'idea un po' strana, perché l'alfiere attacca un cavallo, ma il cavallo non è inchiodato, quindi non si capisce bene lo scopo. In realtà l'idea è quella di cambiare l'alfiere per il cavallo e provocare al bianco un'impedonatura, sia che il bianco riprenda col pedone B, sia che riprenda con il pedone D. Questa posizione però è a colori invertiti e il bianco ha un tempo in più, quello di G3. Se torniamo indietro e osserviamo invece questa posizione, vediamo che G6, che è il corrispettivo di G3 nell'altra partita, non è ancora stata giocata. Quindi il nero è un tempo indietro, o se preferite, il bianco è un tempo avanti. La variante con il nero è considerata perfettamente giocabile, anzi è praticamente la migliore. Quindi si sarà chiesto Rossolimo perché non è possibile giocarla con il bianco con un tempo in più? E in effetti è una variante che va molto di moda in questo momento, anche perché è stata portata alla ribalta da vari giocatori molto forti, fra cui il più rappresentativo è Vishy Anand, l'ex campione del mondo, che ha deciso di giocare alfiere B5 in molti tornei. Come detto, l'idea è quella di cambiare l'alfiere sul cavallo e provocare una doppiatura fastidiosa al nero. Attenzione però, il bianco cede volontariamente la coppia degli alfieri molto all'inizio della partita. Quindi la strategia del bianco è quella di non aprire il gioco, perché altrimenti i due alfieri del nero possono diventare molto forti. Ci sono varie possibilità in questa posizione. Per esempio il nero può semplicemente giocare G6, copiando un po' quella che è la partita inglese. Fino a qualche anno fa la mossa più giocata era a Rocco, completando lo schema di sviluppo del lato di re e continuando sullo schema della partita inglese. Recentemente però, proprio per merito di giocatori come Anand, è venuta fuori quest'idea qui, cioè di cambiare immediatamente in C6 e porre subito al nero il problema di come riprendere l'alfiere. C'è una specie di regola, dico una specie perché non è una regola vera e propria, che dice che quando si ha il dubbio, l'incertezza, la scelta su come riprendere con un pedone, è sempre opportuno riprendere verso il centro. In questo senso la ripresa più corretta dovrebbe essere questa, verso il centro. In realtà un po' l'esperienza, un po' lo studio, eccetera, eccetera, hanno dimostrato che la mossa migliore invece è questa, o comunque quella che dà più opportunità dinamiche al nero. Quindi contravviene un po' alla regola, ma gli scacchi sono belli proprio per quello, o anche per quello. Quindi D per C6 è la mossa più giocata. Torniamo un attimo indietro. Il bianco può chiaramente dilazionare la presa e giocare a Rocco, ma cambia poco. Il nero gioca alfiere G7, controllando la casa D4, e prima o poi il bianco, se vuol dare un senso a questo alfiere, il cavallo lo deve cambiare. Allora, non deve cambiarlo troppo avanti però, perché altrimenti c'è il rischio che il nero, per esempio, possa giocare donna C7 e difendere il cavallo con la donna e poi riprendere senza crearsi impedonature. In questo caso è bene non cambiare l'alfiere. Infatti spesso le partite andavano avanti con, per esempio, a tocca al bianco, con torre 1, donna C7,
e poi dopo A6 alfiere F1. Cioè il bianco non cambia l'alfiere sul cavallo, ma lo porta in F1, continuando a giocare con un'inglese rovesciata. Come detto però, recentemente è stata portata in auge questa presa immediata. Cerchiamo di capire come deve giocare il nero a seconda di come riprende, fermo restando che la mossa più popolare è questa. In ogni caso, la strategia è abbastanza simile. Per esempio, proviamo a riprendere con l'altro pedone. Le mosse del bianco sono abbastanza standard, arrocco per esempio. Allora, in questa posizione ci sono debolezze nel campo del nero? Beh, la doppiatura crea sempre delle debolezze. Una è il pedone A7, ma direi che è molto difficile andare a attaccare questo pedone in questo momento. Certo, in finale potrebbe rappresentare un problema. Ma c'è un'altra debolezza meno evidente, ma molto più importante, e cioè il pedone in C5. Quel pedone in C5 può essere difeso soltanto da D6, che è una mossa che non c'è fretta di fare, ma prima o poi bisognerà farla. Altrimenti questo pedone non potrà più essere difeso da altri pedoni. Per esempio, possiamo proseguire con la variante principale, che è questa. Ovviamente il bianco non gioca più D4, in quanto, essendosi cambiato l'alfiere per il cavallo, non gli conviene aprire il gioco. E spesso succede che il nero gioca D5. Questa mossa è un errore strategico e non indifferente, perché dopo D5 si crea uno schema che i giocatori della Ninzo indiana, quelli che col nero giocano su D4 la Ninzo indiana, conoscono molto bene. Questo schema di pedoni ha un difetto grave, e cioè il pedone in C5 è debole. È debole perché non può essere difeso da altri pedoni, dovrà essere difeso dai pezzi. E questo è molto più impegnativo per il nero. Quindi la strategia giusta non è quella di spingere in D5, ma quella di giocare una mossa tipo D6. Il problema è che in questa posizione, dopo E5, il bianco sta nettamente meglio. Teniamo presente anche un altro fatto. Se il bianco riesce a giocare una cosa di questo tipo, i pedoni deboli diventano 2, anzi sono addirittura 3. E la casa C4 è una casa ottima per i cavalli. Quindi in questo caso la coppia degli alfieri del nero conta poco o nulla. Molto poco. Torniamo indietro. Sulla base di questa considerazione sembra migliore giocare D per C6, che intanto non crea pedoni isolati, perché il pedone A7 non è più isolato. Poi lo schema sarà lo stesso, cioè quello di giocare B6 per sostenere C5, ad esempio dopo arrocco. Si può prima fare alfiere G7, non c'è fretta di fare B6, ma comunque questo è lo schema. Per esempio facciamo torre 1 e giochiamo subito B6, giusto per... non è la mossa migliore in questa posizione, ma per vedere lo schema va bene. Come deve giocare il bianco e come deve difendersi il nero? Beh, abbiamo visto nella variante precedente che se il bianco riesce a spingere in E5 con la struttura con il pedone in D6, ottiene una posizione molto forte. Qui la situazione è esattamente identica e l'idea giusta è quella di giocare A4, A5 e cercare di minare questa struttura pedonale del nero che sostanzialmente è debole, è fragile e soprattutto è molto rigida. Non è la mossa migliore A4 subito, così come non lo è B6. E come si dovrebbe giocare questa partita? Allora, il nero, se può, dovrebbe rendere pan per focaccia al bianco e giocare alfiere G4 e cambiare l'alfiere sul cavallo in F3, cedendo a sua volta la coppia degli alfieri, ma togliendo all'avversario un cavallo molto pericoloso. Ed è proprio per questo motivo che in questa posizione il bianco non arrocca di solito, ma gioca semplicemente H3, perdendo un tempo pur di limitare l'azione dell'alfiere campo chiaro del nero. E quindi, per esempio, dopo alfiere G7, arrocco o anche D3, si crea una posizione, adesso vi faccio vedere la variante principale, che è quella con E5 e D3. In questa posizione il bianco non ha nessuna debolezza pedonale,
ha un alfiere solo, ma i pedoni sono sul colore dell'alfiere mancante. Quindi tengono le case bianche che difettano di protezione senza l'alfiere. E poi il tema strategico varierà a seconda di come gioca il nero, ma sarà basato o sull'occupazione della casa C4 e sulla spinta A4, A5 per minare questa struttura pedonale. Per contro il nero dovrà in qualche modo sfruttare la casa D4, che è sua. In questo senso la strategia del nero da un lato è molto semplice, dall'altro però è un po' contorta, perché il nero dovrebbe cercare di portare questo cavallo in D4. Ovviamente non è un'operazione semplice, perché ci vogliono vari tempi, la strada non è immediata. L'unica casa da cui si arriva in D4 è la casa E6, ma il cavallo in G8 è ben lontano dalla casa E6. Allora, di solito il nero gioca uno schema del tipo donna E7, cavallo F6, arrocco, cavallo E8, cavallo C7 e cavallo D4 cavallo E6, scusatemi, cavallo E6 e cavallo D4. A dispetto dei tanti tempi utilizzati per effettuare questa manovra, alla fine il nero avrà un cavallo in D4. C'è da notare che il bianco non potrà praticamente mai giocare C3 per scacciarlo o per evitare questa manovra, perché il pedone in D3 diventerà immediatamente debole e con esso alcune case bianche. Non dimentichiamoci, se il bianco apre il gioco, il nero è in vantaggio, perché ha la coppia degli alfieri. In questo momento la coppia degli alfieri del nero è molto povera. L'alfiere in C8 non ha case relativamente utili e l'alfiere in G7 è chiuso dal proprio pedone. Naturalmente questa è solo una possibilità. In questa posizione il nero ha anche altre scelte possibili, però certamente non può prescindere dal giocare alfiere G7 e poi può cercare di agire anche in altro modo. Per esempio può giocare soltanto E6 con l'idea di portare il cavallo in E7, ma il cavallo in E7 non ha molto futuro e soprattutto ci si chiude l'alfiere. Insomma, il nero deve fare attenzione perché questa idea della variante Rossolimo è molto insidiosa. G6 non è l'unica mossa a disposizione del nero. Ci sono anche altre possibilità. Ad esempio una è E6. L'idea è molto semplice. Giocare, per esempio dopo arrocco, cavallo G E7. Questa mossa non è bella da vedersi perché chiude l'alfiere, il cavallo in una casa poco utile, ma ha un suo scopo, cioè quello, nel caso il bianco prenda il cavallo, di riprendere con l'altro cavallo e evitare la doppiatura dei pedoni. Infatti in questo caso il bianco gioca sempre torre E1 e su A6, quello che Ninsovic chiamava l'interrogatorio, alfiere F1. La strategia del bianco è fallita? Non direi, perché è vero che è tornato indietro con l'alfiere, ma per ottenere questo il nero ha un cavallo in E7 che dovrà rispostare. E oltretutto, prima di muovere l'alfiere in F8 ci vorranno dei tempi. Nel frattempo il bianco potrebbe anche giocare D4 e entrare nuovamente in una variante aperta. Dopotutto l'alfiere in F1 non è stato cambiato e quindi il bianco non ha ceduto la coppia degli alfieri. Motivo per cui spesso dopo E6 il bianco prende subito in C6. E qui si aprono le stesse possibilità di prima, con una differenza, che il nero ha consumato un tempo per fare E6. E adesso risulta più difficile giocare G6 alfiere G7 perché il nero è 2 tempi indietro rispetto all'inglese. Perché se poi giocherà E5 come abbiamo visto prima, lo avrà fatto in 2 tempi. Per contro, se dovesse prendere con questo pedone, si creerà esattamente lo stesso schema che abbiamo visto prima e dopo arrocco evitiamo di fare D5. La mossa giusta qui è G6, con l'idea di alfiere G7 e poi D6. È
non è corretto neanche giocare D6 subito, perché c'è la possibilità che il bianco possa giocare E5. D5, come abbiamo visto, crea questo problema, e quindi dopo E5 il nero ha una scelta scadente, perché se prende si crea una serie di debolezze, anche questa qui ovviamente. Quindi attenzione con il nero. Alfiere B5, che sembra una mossa molto modesta, in realtà ha uno scopo ben preciso. Alcuni giocatori di siciliana con il nero sono rimasti un po' esasperati da questa idea e qualcuno di loro ha pensato bene di sviluppare un'idea basata su donna C7 immediatamente e qualcuno addirittura su donna B6. Non sono idee particolarmente buone neanche queste, però chiaramente hanno come scopo quello di riprendere in C6 di donna. Qualcun altro addirittura, per evitare la doppiatura, gioca cavallo D4. Ma in realtà, dopo cavallo per D4, C per D4, la doppiatura c'è lo stesso, solo è fatta in modo diverso. E questo alfiere qui non ha neanche un grande scopo. Attenzione adesso con il bianco, qui si deve giocare a rocco. Mi raccomando che qualcuno non gli venga in mente di giocare D3, perché dopo donna A5 l'alfiere prende la via degli spogliatoi. E dopo a rocco, oltretutto il nero ha perso anche un tempo a giocare cavallo D4, ha mosso 2 volte lo stesso pezzo in apertura. Poi lo schema sarà quello di giocare D3 e C3 e farsi un bel centro di pedoni. Il bianco non deve più preoccuparsi di aprire il gioco perché l'alfiere non lo ha cambiato. Quindi, come vedete, sulla Rossolimo ci sono diverse scuole di pensiero. La variante principale è certamente quella con G6, anche perché non tutti prendono subito in C6. Se siete preoccupati della doppiatura della presa in C6, potete giocare donna C7. Esiste una variante della inglese in cui si gioca donna C2, per lo stesso motivo. Certo, la donna in C7 è un po' momentanea e tutto sommato assomiglia un po' a un tempo perso questa mossa. Il bianco ha già sviluppato tutto il lato di re. Il nero fa ancora fatica, deve ancora tirar fuori un alfiere, deve muovere dei pedoni per tirar fuori gli alfieri. Il nero qui è già pronto e non dimentichiamoci una cosa, il bianco, se vuole, può giocare D4 quando vuole o quasi quando vuole. Ritirare l'alfiere, magari in questa posizione è meglio giocare prima, scusate, tocca al nero, torre 1. Adesso D4 impedita, ma si può per esempio giocare C3 con l'idea di D4. Quindi attenzione col nero a sottovalutare questa mossa, perché è una variante molto insidiosa e soprattutto negli ultimi anni, come ho già detto, si è sviluppata parecchio. C'è da dire una cosa, la Rossolimo funziona solo su cavallo C6. Se il nero gioca D6, per esempio, alfiere B5, che sembrerebbe ancora più sensata, invece in realtà ha uno scopo minore, perché è addirittura scacco. A meno che il nero non faccia il favore di coprire di cavallo, cosa che difficilmente succederà, perché come abbiamo visto il bianco può catturare subito e creare questo schema di pedoni. Il nero potete star certi che coprirà in D7 o di alfiere, che sembra la più logica, ma anche di cavallo. Si può coprire anche di cavallo. Perché tutto sommato questo alfiere qui ha poco scopo. Nel caso il nero copra di alfiere, c'è la possibilità di giocare una cosa di questo tipo. Cioè un sistema tipo Marosi, con i pedoni cioè in E4 e in C4, dopo aver cambiato l'alfiere campochiaro. Seguirà poi D3 o D4 e praticamente il bianco cede la coppia degli alfieri non per un'impedonatura, ma per bloccare il gioco e rendere attivi i suoi cavalli. Non è più una Rossolimo, ovviamente, la Rossolimo è con cavallo C6, ma comunque le idee sono sempre quelle. Quindi, attenzione, giocatori di siciliana che per esempio su cavallo C6 si sono preparati a giocare un altro schema che
vedremo in questo corso, e cioè la Sveshnikov, che a me piace chiamarla Lasker Pelikan. Studiano una serie di varianti, tutto complicato, tutto bello, eccetera, e poi si trovano che l'avversario gioca alfiere B5, cancellando tutto di un colpo tutte le varianti che il nero si era preparato sulla variante aperta. Esistono contromosse? Esistono altre possibilità per il nero? No, non esistono altre possibilità. Una volta che il bianco gioca alfiere B5, scusate, il nero è praticamente obbligato a entrare in queste varianti. E per quello che vale il mio consiglio, magari deciderò prendere subito, è quello di giocare così. H3, alfiere G7, arrocco o anche D3. E5, D3, donna E7. Con l'idea di giocare cavallo F6, bisogna giocare donna E7 prima, perché altrimenti il pedone E5 non è difeso. E qui lo schema del bianco deve essere quello, prima o poi, di attaccare questo pedone, per esempio con alfiere E3. Quando il nero gioca B6 e prima o poi dovrà giocarla, cercare di minare la configurazione con A4 e A5. Il nero, come detto, ha la possibilità di giocare cavallo F6, E8, C7 e 6 D4. Quindi attenzione, perché la Rossolimo è una variante molto insidiosa e va studiata approfonditamente soprattutto con il nero. Va di moda in questo periodo. Quindi un motivo in più con il bianco per farne un'arma a proprio favore e con il nero sapere come reagire. Bene, questa è la variante Rossolimo della difesa siciliana.